Mancata attribuzione di seggi in Consiglio regionale al Movimento 5 Stelle, il gruppo passa dalle parole ai fatti e si rivolge alla magistratura. Noi abbiamo depositato una memoria presso la Corte d'Appello di Venezia perché con questa vorremmo portare verso il riconoscimento di almeno un seggio, forse anche due, al Movimento 5 Stelle. Questo è basato sul presupposto che la legge praticamente prevede che con il voto al candidato presidente i voti vanno anche alla coalizione che sostiene quel candidato presidente, ma per coalizione si intende anche, e lo prevede espressamente la legge elettorale attuale, quel gruppo di liste presentate in almeno 4 circoscrizioni, eh, liste accomunate dallo stesso candidato presidente. Quindi rientra a pieno titolo nella previsione legislativa proprio la lista diciamo unica del Movimento 5 Stelle. Il 3,2% dei consensi raccolti dal candidato presidente Enrico Cappelletti, secondo i 5 Stelle, va dunque trasferito automaticamente alla lista, anche perché la volontà dell'elettorato è palese. Siamo determinati e intenzionati a portare avanti insomma, le nostre ragioni con un ricorso. Abbiamo diverse opinioni in merito, tutte concordi sul fatto che la nostra interpretazione basata sul dato di legge è quella giusta, è quella corretta.